Agevolazioni in pillole dell'8 aprile 2026. Anche oggi vediamo insieme quelle che sono le novità nell'ambito di incentivi ed agevolazioni. Partiamo subito con una buona notizia: sono stati ripristinati i fondi per transizione 5.0. Il governo infatti venerdì è intervenuto rifinanziando la norma e quindi coprendo le risorse mancanti per i cosiddetti esodati. Saranno coperti quindi al 100% i fondi previsti per il credito d'imposta per il fotovoltaico, mentre per i beni strumentali la copertura arriverà fino al 90%. Una buona notizia però che ci dà il tenore della situazione attuale. Nella finanza agevolata occorre infatti essere sempre aggiornati puntualmente e credo che questa newsletter possa essere utile a questo scopo e spero apprezziate la puntualità con cui vi aggiorniamo in merito a queste notizie. Occorre avere a fianco anche dei consulenti che vi sanno guidare nei momenti di maggior criticità come questi. Noi naturalmente siamo a disposizione nel caso voleste approfondire questi argomenti direttamente con noi ed avere la nostra assistenza. Bando Simest per la transizione ecologica e digitale. È stata ulteriormente potenziata la linea Simest che supporta gli investimenti nelle aziende per la transizione ecologica e digitale. Il fondo perduto massimo passa dal 20 al 30% e la durata del finanziamento a tasso agevolato pari allo 0,3% passa da 6 a 8 anni, di cui 2 di preammortamento. Questo è un innalzamento fatto per tutte le linee di Simest, sempre nel Consiglio dei Ministri di venerdì, che appunto ha varato questa novità. Ci attendiamo nelle prossime settimane il recepimento da parte di Simest e la piena operatività di queste agevolazioni. Veneto, fondo anticrisi. La Regione Veneto ha riattivato il fondo anticrisi per sostenere la realizzazione di investimenti e fornire supporto finanziario in maniera da salvaguardare la competitività aziendale attraverso un contributo a fondo perduto che arriva fino al 15% e un finanziamento a tasso agevolato. Como Lecco, voucher intelligenza artificiale. La Camera di Commercio di Como e Lecco intende sostenere la transizione digitale delle micro, piccole e medie imprese del territorio. L'iniziativa mira specificatamente all'integrazione dell'intelligenza artificiale nelle filiere produttive e nella valutazione della cyber security aziendale, tramite percorsi di consulenza specializzata. L'agevolazione si concretizza in un contributo a fondo perduto che copre il 70% delle spese sostenute, con la possibilità di un ulteriore incremento del 15% nel caso in cui ci sia la copertura da parte delle associazioni di categoria partner. I progetti finanziabili coprono costi dai 4.000 ai 12.000 euro in base alla dimensione aziendale, includendo analisi strategiche, gap analysis e studi di fattibilità. Lo sportello agevolativo sarà attivo secondo l'ordine cronologico a partire dal 15 aprile 2026. Padova, voucher digitalizzazione. La Camera di Commercio di Padova intende sostenere le micro, piccole e medie imprese del territorio nei loro percorsi di innovazione. Il bando prevede un contributo a fondo perduto pari al 50% delle spese ammissibili fino a un importo massimo concedibile di 10.000 euro. La misura è disegnata per favorire la doppia transizione digitale ed ecologica, sostenendo sia l'adozione di tecnologie avanzate come l'intelligenza artificiale e l'e-commerce, sia percorsi di consulenza per l'efficientamento energetico e la sostenibilità ESG. Programma Digital Europe. Il programma Digital Europe ha aggiornato il piano operativo di lavoro 2025-2027, ufficializzando una nuova tornata di bandi in apertura ad aprile 2026, con una dotazione complessiva di oltre 60 milioni di euro. Le misure si rivolgono direttamente al tessuto imprenditoriale, offrendo a PMI, start-up e attori industriali l'accesso a fondi diretti e meccanismi agevolati di finanziamento a cascata. Le opportunità si concentrano sullo sviluppo e il test di soluzioni tecnologiche in settori nevralgici, supportando progetti legati all'intelligenza artificiale per la sanità, all'accelerazione di tecnologie educative, alla conformità normativa tramite i dati. Si tratta di un intervento strutturale volto a consolidare la competitività, la sicurezza e l'innovazione digitale delle imprese all'interno del mercato europeo. Anche per oggi è tutto. Se avete trovato utili e interessanti queste notizie, vi invito a mettere un mi piace e a condividere con chi ritenete possa essere interessato. Per assistenza alla presentazione di questi bandi, il sito di riferimento è reteagevolazioni.it. Io sono Franco Rasotto e questa è Rete Agevolazioni.